Eccoci di nuovo in studio. Caos e anarchia in centro storico a Catania proprio nei giorni dello shopping. Sentiamo Tonino De Mana. Si scrive centro, si legge caos, colpa dell'inciviltà ma anche della pessima abitudine di lasciare l'auto, magari servendosi dei mezzi pubblici che poi a Catania non è che brillino per puntualità. Sta di fatto che il centro storico è in perenne sofferenza e lo shopping natalizio contribuisce a renderlo ancor più invivibile, trascinandosi anche seri problemi di ordine pubblico. Ambulanze imbottigliate nel traffico, costrette a farsi largo e a volte bloccate a causa del parcheggio selvaggio come in via Etnea e in piazza Stesigoro. Per arrivare in centro con quella confusione un'ambulanza non impiega meno di 15 minuti. È assurdo pensare che in centro storico manca la presenza di un'ambulanza. Altro nodo risolto è il carico e scarico dei mezzi che il più delle volte non rispettano gli orari. Risultato? Furgoni grandi e piccoli in divieto di sosta, sui marciapiedi e anche in doppia fila. E quando si cerca di fare rispettare le regole, in questo caso ai quattro canti e quindi all'incrocio tra le vie Etnea e Antonino di San Giuliano, accade che gli agenti della polizia municipale e anche noi diventiamo improvvisamente bersaglio delle invettive dei piazzisti. Pure io sto lavorando, loro stanno lavorando andare, e vai oltre. Ma tu con quale diritto mi dici che non Nessun posso? diritto Chi c'ho. sei? Nella fattispecie, con il furgone in divieto di sosta e fermata, alcuni autisti lamentavano la scarsa tolleranza dei vigili, a nostro avviso già ampiamente tolleranti. Entra nel vivo la gara per la capitale italiana della cultura 2028 che vede Catania in lizza insieme ad altre 22 città. Una giuria di 7 esperti indipendenti è al lavoro a Roma per valutare i progetti presentati dalle candidate e scegliere le 10 finaliste che saranno convocate per un'audizione pubblica prima della scelta definitiva. In costa tra le altre città ci sono Forlì, Ancona, Benevento, Fiesole e Vieste. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare del Catania che recupera giocatori importanti, mentre domani al Barbera arriva la Sampdoria.